se pensiamo da una parte diciamo a Via Piave, dall'altra parte a Via Palato, dove le risse ultimamente si sprecano, diciamo che è proprio Mestre è diventata una città insicura. L'allarme sicurezza che si soffre soprattutto nell'entroterra del territorio comunale veneziano è, secondo Giovanni Andrea Martini, candidato sindaco sostenuto da tutta la città insieme, Ambiente Bene Comune, uno dei temi su cui si gioca il futuro di un territorio che ha urgente bisogno di una svolta politica netta. Un controllo diffuso sul territorio e quindi dei presidi di polizia urbana in ogni quartiere, in ogni sestiere, in modo che le persone si sentano anche tutelate, sentano vicine anche le forze dell'ordine e nella necessità il luogo dove andare a chiedere aiuto. Poi il tema però è quello di far rivivere la città, nel senso che una città viva tiene lontano anche il degrado. Qui sta il secondo punto, lo spopolamento. La perdita di residenti a Venezia come a Mestre, secondo Martini, è un problema basilare finora mai affrontato seriamente, nonostante la gravità delle sue conseguenze. Purtroppo a Venezia sappiamo che ci sono 2500 case pubbliche sfitte e per noi, secondo il nostro piano di fattibilità, possiamo in 5 anni restituirle ai cittadini. Abbiamo 8.000 appartamenti solo in centro storico dedicati e riservati al turismo, quindi occorre una regolamentazione dei fitti turistici. Il tema delle affittanze turistiche si sta allargando a Blob, anche a Mestre e al di là. Quindi il tema è proprio la creazione di vuoti, perché dove diciamo dimora, soggiorna un turista non è come dove soggiorna un residente. Casa, lavoro, sicurezza, turismo di massa, ha detto Giovanni Andrea Martini, intervistato dal direttore Luigi Bacialli, sono questioni rimaste sul tavolo troppo a lungo, che hanno portato ad un impoverimento generale di una città diventata addirittura respingente verso i residenti. Tutta la città insieme ha raccolto in un libro, Venezia non mi ama, singoli racconti di difficoltà quotidiana che sommati diventano un fenomeno sociale da risolvere politicamente. Venezia non mi ama perché non mi dà la casa, perché non mi dà il lavoro, perché non mi dà la possibilità di viaggiare su mezzi di trasporto adeguati. E questo libro, che presenteremo anche fra qualche giorno, è un libro che racconta e che recupera quelle che sono le grandi problematiche legate al turismo, alla casa, ma legate anche alle scelte incredibili e incredibilmente dannose operate da questa amministrazione, che vede un assessore alla casa e un assessore al turismo, cioè i due temi fondamentali che sono andati a picco in questi anni, presentarsi come candidato sindaco